Dall'inchiesta fatta dai carabinieri del Rosso emerge che Lorena Lancieri sarebbe stata molto legata a Matteo Messina Denaro. I militari hanno trovato anche numerosi riscontri del rapporto tra il boss e la Lancieri. Messina Denaro, per nasconderne la vera identità, la chiamava Diletta. Una foto di Matteo Messina Denaro che fuma un sigaro e tiene in mano un bel bicchiere di cognac è stata scattata a casa di Emanuele Bonafede dalla moglie Lorena Lancieri, arrestata oggi, e tra gli elementi che incassano i due coniugi accusati di favoreggiamento. La foto risale a qualche anno fa e mostra solo il corpo dell'allora latitante, al quale è stato appositamente tagliato il volto, ed è stata sicuramente scattata nel salotto dell'abitazione della coppia. Ma come hanno fatto i carabinieri a capire che era Lorena Lancieri? Tutto parte dalla testimonianza di una parte dei pazienti con cui Messina Denaro, ammalato di tumore, faceva la chemioterapia alla clinica La Maddalena di Palermo e che era diventata amica del boss. Sentita lo scorso 18 gennaio dai carabinieri, la testimone racconta che Matteo Messina Denaro, da lei conosciuto come Andrea Bonafede, le aveva detto di avere una storia con una ragazza di nome Diletta. Il finto Bonafede aveva anche messo in contatto le due donne tramite una chat audio. La paziente le ha conservate e le consegna ai militari del ROS. Ah, c'è Diletta che ha il Covid, gliel'ho passato io, si sta curando. Siamo qua a casa insieme e Diletta ti saluta, anzi ora te la passo per messaggio. Si sente in una delle chat vocali che Matteo Messina Denaro manda all'amica e che i carabinieri ascoltano. Segue quindi l'audio di Diletta inviato sempre alla paziente. Io qua con la creatura, fa riferimento al boss, quello che mi sta facendo passare non solo mi ha trasmesso il Covid, però alla fine perlomeno mi fa ridere perché è anche simpatico. Durante la registrazione dei vocali, inviati tutti dal cellulare di Matteo Messina Denaro, il cellulare di Diletta riceve una chiamata. Nella registrazione delle conversazioni, poi ascoltata dagli investigatori, si sente lo squillo e la donna rispondere. L'analisi delle celle telefoniche ha svelato ai militari l'identità di Diletta nell'istante in cui le chat vocali vengono registrate e il cellulare della donna e col boss riceve la chiamata. I telefonini di Matteo Messina Denaro e della Lancieri agganciano le stesse cellule. I due evidentemente sono insieme, quindi Diletta e la Lancieri. Infine, in alcuni messaggi che il padrino manda alla sorella Rosalia, si comprende bene e chiaramente quanto Diletta conti per lui. Raccontando le ore successive all'intervento chirurgico subito a maggio del 2021, il boss scrive: ero tutto bagnato dal sudore, Diletta che lavò i miei indumenti li torceva e uscivano gocce di acqua, era senza parole. Nessun dubbio però quindi residuare sulla centralità del ruolo della donna, scrive il GIP, per assicurare al latitante il più ampio conforto emotivo e relazionale, oltre a quello logistico e assistenziale.